Da assegnare la poltrona che fu di Ignazio Fonso trasferito a Catania. Sono rimasti in 4 i candidati su una rosa iniziale di 8 nomi per assumere il ruolo di procuratore aggiunto di Agrigento, ma in realtà sembra profilarsi una corsa a 2 che si tinge di rosa. La prima in ordine di servizio e anzianità è Antonella Nespola, 55 anni, attuale PM di Roma, valente magistrato già in servizio nella città dei Templi. Al secondo posto Lucia Brescia, classe 1964, attualmente alla Procura Generale di Caltanissetta, con un passato non remoto anche lei ad Agrigento. In lizza c'è poi Salvatore Vella, 48 anni, attuale PM di Agrigento, con una solida esperienza sul fronte della lotta alla mafia. E infine c'è Stefano De Nozza Milto, 44 anni, oggi in servizio in Procura a Brindisi. La decisione finale per la designazione di procuratore aggiunto di Agrigento spetterà ovviamente al Consiglio Superiore della Magistratura, che potrebbe tener conto anche della candidatura poi ritirata, ma a quanto pare in ritardo, cioè fuori dai termini, dell'attuale sostituto procuratore di Palermo Renza Ciascon, di 49 anni. E intanto su 13 sostituti ne sono rimasti 7 in servizio al quinto piano di via Mazzini. Si tratta di Russo, Maggioni, Cinque, Vella, Baldi, Delpini e Faga. Sono i sopravvissuti alla fuga di massa. Un organico insomma che presenta parecchi vuoti, tenuto conto anche della grande mole di lavoro svolto dall'organo inquirente agrigentino quotidianamente su diversi fronti, e lo stesso procuratore Luigi Patronaggio nei giorni scorsi si era fatto sentire per chiedere rinforzi.